Ministro per la costante disponibilità. Abbiamo parlato di infrastrutture, penso al quarto lotto, penso al Terraglio Est, abbiamo parlato anche della stazione di Treviso e ringrazio qua in modo particolare RFI perché ha risolto i problemi che avevano con l'impresa, non sostituendo l'impresa ma risolvendo e rideterminando le tempistiche, e quindi esco da questo incontro molto fiducioso sul completamento dei lavori. È un appalto molto importante. Il 4 di novembre cominceranno i lavori di fortificazione delle fondamenta del nuovo sottopasso, quindi con i micropali, e quindi ci aspettiamo il cambio di passo da un punto di vista proprio operativo. Il cronoprogramma nuovo ci dice che per le Olimpiadi saremo pronti. L'obiettivo nostro è a stralci cominciare a consegnare prima, cioè man mano che dei pezzi di stazione saranno completati, cominciare a metterli a disposizione della comunità. Penso alla bike station, di cui si sente tra l'altro tanto bisogno, è praticamente completata, quindi appena possibile cercheremo anche di metterla in funzione.